Baia. Tra il 28 e il 30 ottobre del 2018 sulle montagne, tra cui le Dolomiti e le Prealpi Venete, si scatenò una violenza che abbatté circa 15 milioni di alberi, modificando per sempre il paesaggio. Una tempesta caratterizzata da raffiche di vento che raggiunsero i 200 km orari e rase al suolo 41.000 ettari di boschi, pari a 8,6 milioni di metri cubi di legno, rendendo necessari oltre 2.500 cantieri per far sì che il territorio si riprendesse. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, nel ricordarla, ha detto come siano passati 6 anni da quando la tempesta Vaia si abbatté sui nostri monti e boschi e oggi possiamo dire con orgoglio che le Dolomiti sono tornate a risplendere. Lo testimonia la riapertura recente dei serrai di Sottoguda, emblema della devastazione che colpì le nostre montagne. Serrai che sono nel territorio di Roccapietre, di cui allora era sindaco Andrea De Bernardini. Sono stati momenti bruttissimi perché la mancanza di collegamenti è stata incredibile. In un attimo si è perso tutto quello che eravamo abituati a fare, quindi cellulari, telefoni, internet, computer, non andava più niente. Quindi non sapere cosa succedeva nel villaggio vicino, nel mio comune, è stata la grande tragedia. I serrai di Sottoguda sono stati l'emblema, rimangono l'emblema di quello che è successo a Vaia, a Roccapietore, ma ricordo che 24 dei 30 torrenti che ha il comune sono esondati tutti assieme. Nel momento in cui è arrivato il vento sono andati fuori quasi tutti i torrenti, creando davvero dei disastri ovunque. Vaia per me è stata un'esperienza assolutamente memorabile da tutti i punti di vista, ricorderò per tutta la vita. Ricordo per esempio quel momento in cui molto difficile ho preso la decisione come coordinatore dell'unità di crisi regionale di far chiudere tutto a Belluno, dando questa indicazione al prefetto di Belluno e poi a cascata a tutti i vari soggetti coinvolti. Ma Vaia è stata anche la dimostrazione dell'efficienza del Veneto, che ormai è diventato un esempio nazionale di ricostruzione dopo l'alluvione. Vaia, ricordata anche dal presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, che ha detto come quei giorni rimangono nei ricordi del Triveneto e di tutto il paese per la devastazione che causò, ma anche per il grande sforzo messo in campo per la ricostruzione, rivolgendo un pensiero di cordoglio ai familiari delle vittime di altre aree del paese, colpite in quei giorni tra ottobre e novembre 2018 da una serie di terribili perturbazioni. Tempi duri generano uomini forti, ha invece sintetizzato il presidente della provincia. Da Vaia cosa ci resta? Ci resta sicuramente che tempi duri generano uomini forti e quindi siamo riusciti a trasformare quella che era una tragedia in un'opportunità. In questi anni tanto è stato fatto grazie ai soldi che sono stati stanziati dal governo, che la Regione ha coordinato attraverso i soggetti attuatori e che hanno permesso di dare nuova sicurezza al nostro territorio bellunese. Questo è quello che ci resta di Vaia. C'è ancora da fare? Sicuramente sì, c'è l'impegno da parte di tutti, con l'auspicio che attenzione e prevenzione dovranno essere comunque dei punti di riferimento su cui tutti cercheremo di percorrere gli anni futuri.